Il moviment rettilini uniformi. The uniform rectilinear motion. Vettor posizione e spostamento. In un determinat sistema di riferimento, il vettor posizione S è il vettor che all'unis l'origine col pont lì che si chiate l'oggetto chiappato in considerazione. Il spostamento dall'oggetto è definito dal vettor spostamento delta S, ven a stai de variazione dal vettor posizione. Position and displacement vector. In a given reference system, the position vector S is the vector that connects the origin with the point where the object is located. The displacement of the object is described by the displacement vector delta S, that is, by the variation of the position vector. Velocità medie e istantanee. La velocità media di un oggetto in movimento si definisce in queste maniere. V alle compagne di delta S su delta T. Dulà che delta S è il spostamento che si osserva in tall'intervallo di tempo delta T. O notin che la velocità è una grandezza vettoriale. La velocità istantanea dall'oggetto si definisce come V alle compagne di delta S su delta T. Par valors un'evore piccui infinitesims dall'intervallo delta T. Note ben, a livello matematico, la velocità istantanea si definisce in maniere rigorose con queste formule. V alle compagne dal limite di delta S su delta T par delta T che va a 0. Average and instantaneous velocity. The average velocity of a moving object is defined as follows. Average velocity equals the change in position divided by the change in time, where delta S is the displacement observed over the time interval delta t. Note that velocity is a vector quantity. The instantaneous velocity of an object is defined as v is the variation of s with respect to t. For very small, infinitesimal, values of the time interval delta t. Note, from a mathematical point of view, instantaneous velocity is rigorously defined by the following formula. V of t equals the limit as delta t approaches 0 of delta s over delta t. Traiettorie. La traiettoria di un movimento è l'insieme di esposizioni che l'oggetto in movimento all'occupa dall'intervallo di tempo chiappato in considerazione. Trajectory. The trajectory of a motion is the set of positions occupied by the moving object within the considered time interval. Movimento rettilini uniformi. Un movimento rettilini è un movimento che la sua traiettoria è una rete. Un movimento rettilini con una velocità costante si lo chiama movimento rettilini uniformi. La legge oraria del movimento rettilini uniformi è S di t alle compagne di S0 poi V par t. Lì che S di t è la posizione istantanea sulla traiettoria rettilinea dall'oggetto in movimento. S0 la posizione iniziale.
V la velocità costante e T l'istante chiappato in considerazione. Uniform rectilinear motion. A rectilinear motion is a type of motion whose trajectory is a straight line. A rectilinear motion, in which the velocity remains constant, is called uniform rectilinear motion. The position-time equation of uniform rectilinear motion is S of t equals S of 0 plus v times t, where S of t is the instantaneous position of the moving object along the straight line path. S0 is the initial position, v is the velocity, and t is the instant considered. Rappresentazions graficis di un moviment rettilini uniformi. Int un grafic velocitat su timp, il grafic dal moviment è una rete orizzontale. Int un grafic posizione su timp, il grafic dal moviment è una rete oblique. La inclinazione de rete rappresenta la velocità dal moviment. Più grande è la inclinazione, più alta è la velocità. Graphical representations of uniform rectilinear motion. In a velocity over time graph, the graph of the motion is a horizontal line. In a position over time graph, the graph of the motion is an inclined straight line. The slope of the line represents the velocity of the motion. The greater the slope, the higher the velocity.